Buona giornata, ben ritornati in nostra compagnia, naturalmente siamo in diretta. Nostro ospite è Maurizio Franceschi, direttore generale Confesercenti Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie, per buongiorno. parlare di una situazione che questa settimana ci ha visto più volte interpreti del pensiero comune, cercando naturalmente di trovare possibili soluzioni con gli ospiti in studio. Per parlare quindi delle liberalizzazioni che sono avvenute, dei provvedimenti che vedranno la massima loro espressività ovviamente tra un anno, perché questo dicono gli economisti, però intanto il commercio è il primo ad essere fortemente intaccato in certo qual modo da quelli che sono i provvedimenti della manovra. Vuoi perché si agisce veramente sul soldo del consumatore, vuoi perché effettivamente anche l'aspetto deterrente gioca un ruolo molto importante, fatto sta che non tutti sono così contenti. Riprendiamo anche il discorso relativo agli esercizi che hanno quindi degli orari diversi in alcune regioni d'Italia, in modo particolare il Veneto ha preso dei provvedimenti che non sempre sono stati seguiti così pedissequamente come avrebbe dovuto essere. Ci sono arrivati dei messaggi, delle telefonate da parte vostra, soprattutto da fuori regione, che chiedevano perché alcune regioni come il Veneto hanno preso provvedimenti in deroga. La spiegazione di tutto questo adesso ve la ridiamo con il nostro ospite. Allora vediamo un attimo di capire cosa è successo con questa manovra bis. Beh, intanto partiamo dalle liberalizzazioni, che è la manovra bis. Oggi dovrebbe esserci il decreto sulla semplificazione, che è un'altra parte importante che riguarda tutti i cittadini e le imprese. La burocrazia è un costo, rende meno competitive le nostre imprese rispetto alle imprese degli altri paesi, diventa un deterrente anche per le imprese che vogliono venire ad investire in questo nostro paese. Ma sulle liberalizzazioni io penso un po' questo. Questo è un paese fortemente incrostato da una situazione che non cambiava mai. Ci sono le corporazioni, che non sono certamente solo quelle dei commercianti. L'Italia è un paese delle 1000 corporazioni, come abbiamo i 1000 comuni, ci sono le 1000 corporazioni. È un dato di fatto ormai acquisito. È un dato di fatto. È un paese che non cambiava mai e nel non cambiare, soprattutto per una incapacità da parte della classe politica di assumere quei provvedimenti che sono necessari, le riforme sono necessarie, un paese non può rimanere sempre fermo. E questo governo, diversamente dai governi precedenti, ha fatto delle riforme. Possono piacere o meno. La cosa certa è che non potevamo rimanere così come eravamo e dove ci trovavamo, perché eravamo molto vicini, diciamo, al burrone dove saremmo caduti e avremmo fatto la fine della Grecia. Siamo ancora in difficoltà, una difficoltà anche molto, molto profonda. I dati ci dicono che nel 2012, quest'anno, saremo in una fase di recessione, e cioè il prodotto interno lordo avrà il segno meno 2,1, quindi un paese che si trova in difficoltà, con delle ricadute. Esatto, e questo cosa vuol dire esatto? Significa intanto che... per la categoria, naturalmente per i cittadini. Significa che un paese che non cresce, che non crea nuova occupazione. I dati sull'occupazione e soprattutto l'occupazione giovanile sono preoccupanti. Difficoltà di rimettere nel mondo del lavoro i tanti cassi integrati e le persone che sono in mobilità, con una maggiore difficoltà soprattutto per gli over 50 di reinserirsi nel mondo del lavoro. Imprese che non investono, quindi una condizione che non è certamente favorevole. C'è da augurarsi che i provvedimenti che sono stati assunti in materia di liberalizzazioni possano produrre degli effetti di dinamismo nel Paese tali da ricreare le condizioni per una crescita. Sentivo ieri e leggevo il dato
Istat che è stato presentato proprio ieri a proposito dei consumi, sulla forte perdita del potere d'acquisto delle persone, con un gap pari a 1,9 punti percentuali tra l'inflazione e l'adeguamento degli stipendi dei lavoratori. Questo ovviamente in questa situazione accentua ancora di più la crisi, diciamo, dei consumi, e il comparto del commercio, a seguito di questa crisi che sta colpendo un po' tutti, a questa riduzione del potere d'acquisto, all'aumento della percentuale IVA, all'aumento più complessivo dei costi delle imprese, aumenti sui prodotti che poi sono determinati in particolare dall'aumento del costo della benzina e del gasolio e delle accise che vanno poi allo Stato. Ovviamente tutto questo in un clima di grande preoccupazione e pessimismo da parte dei cittadini porta a una ulteriore riduzione dei consumi. Io ricordo sempre che i consumi sono il risultato di disponibilità economica e fiducia. Sì. Oggi la fiducia nel futuro è quella che conosciamo ed è molto bassa tra i cittadini italiani e veneti. Il potere d'acquisto si è fortemente ridotto, soprattutto nei lavoratori dipendenti, ma anche nei lavoratori autonomi, che ci sono purtroppo molte piccole aziende che sono in crisi e che chiudono, e tutto questo porta a una forte flessione, se non recessione, dei consumi, e quindi il comparto del commercio, il settore del commercio è uno di quei settori che soffre molto. Un attimo solo, abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, il telefono da Padova, sono Roberto. Sì, prego. Buona giornata a lei e al suo ospite. Senta, io non sono preparato in economia come il suo ospite, cioè capisco molto poco e perciò faccio delle domande. Ma la gente, il popolo, è sottoposto a dei sacrifici abbastanza notevoli, cioè gente che stava andando in pensione non ci può andare, magari anche a lavori, magari non lavori in giacca e cravatta, lavori un po' pesantucci. Perché poi apro e chiudo parentesi, dicono i nostri giovani non vogliono andare a fare le scuole professionali. Credo, cioè l'idraulico che guadagna qualche soldino in più è un evasore, e il notaro che prende 2 milioni all'anno è legittimo, quando se si ferma un camion, qua tutti noi 3 non mangiamo più. Se si ferma il notaro, grazie a Dio, in Svizzera non ce li hanno i notari, stanno benissimo, vanno al catasto, in conservatoria, versano direttamente. Ci sono gli avvocati con delega notarile, che così quei 3.000 avvocati a Padova che ne lavorano solo 2.950, quelli fuori dalla cassa dal nepotismo, si farebbero famiglia pure loro, perché con quei 2 milioni che piglia un notaro all'anno, sapete quante famiglie che potrebbero viverci e non avere la casa da 2.000 metri con l'anfiteatro? Però passo avanti, i sacrifici che dobbiamo fare, vabbè, li paghi, ma noi non possiamo vedere il direttore del comune 200.000 all'anno, il segretario 150.000, l'apicale dello Stato, della sanità che sfora in tutti i modi 300.000, 150.000, funzionari della regione tipo Sicilia, lì sono alla fame perché però questi vanno in pensione a 5.000 euro, alla regione prendono 20.000 euro come il Re Carlo di Spagna. Cioè noi andiamo dentro in ospedale, troviamo primari che oltre allo stipendio fisso, senza rischio di impresa, questi hanno il lavoro con la clinica dell'amico, prendono 30.000 euro al mese e ce ne sono a valanghe. Poi ci sono invece i santi, le brave persone che sono veramente persone per bene, perché non voglio generalizzare. Il problema è che non è che qualche mela marcia, e ormai il sistema è questo: gente che patisce la fame, gente che è sottoposta a qualsiasi tipo di angheria, vedi i camionisti, vedi la gente che veramente sputa sangue, e persone in giacca e cravatte, 20.000, 30.000, che però fuori dal meccanismo statale, fuori dalle aziende del magna magna, cioè il consociativismo con la politica,
fuori nel privato non gli darebbe niente a nessuno, sarebbero dei signori disoccupati, non sanno fare nulla. Cioè noi abbiamo un esercito di politici, di pensionati di pensioni d'oro che sono degli emeriti, cioè incapaci, però sono le persone che detengono il potere. Ma cioè viviamo, io ripeto sempre le stesse cose, ma tanto perché ci capiamo, un Geronzi condannato, un pregiudicato, in un anno alle generali 16.000 euro, l'anno prima da Capitalia dopo milioni di euro di danni 40.000 e prima caccia via ARPE altri 40.000 a 43 anni, ma tutte persone che sono praticamente quelli che hanno fatto il debito pubblico, però poi il debito pubblico lo dovremmo pagare noi per continuare a vedere persone in pensione tipo Giuliano Amato a 30.000 più 20.000 di senatore, il signor Monti che per carità condivido che è una persona brava, ma piglia 70.000 euro, ha rinunciato ai 20.000 come primo ministro, ma dalle banche, dal professore Bocconi. È stato chiarissimo, è stato chiarissimo. Grazie del suo intervento, Franceschi. Che è un po' il sentire comune, il pensiero comune, quello che ha detto, non esprime nient'altro, che chi non fa parte di questo gruppo qua pensa, e anche gli imprenditisti commercianti. È chiaro che c'è molto da fare in questo Paese per riportare un po' di equità e di buonsenso anche direi tra le persone, perché le sperequazioni sono troppo evidenti ed è giusta quella parte del ragionamento che dice che tu non puoi continuare a chiedere sacrifici sempre alle stesse persone, va bene, ed altri invece continuano a fare la stessa vita che facevano prima, se no anche meglio, in una condizione di privilegio. Quindi io credo che ci sia la necessità di maggior rigore da questo punto di vista e bisogna un po' mettere a posto queste cose che io mi auguro che il governo Monti inizi anche ad affrontare questi temi che sono molto importanti da un punto di vista della percezione che le persone hanno di chi li rappresenta, perché io credo che i privilegi di cui hanno usufruito e continuano ad usufruire oggi, in particolare la classe politica, ma anche alcuni dirigenti dello Stato, della Regione, debbano terminare. E cioè bisogna mettere un tetto anche a queste cose, quando il merito deve essere il requisito che contraddistingue la capacità, il riconoscimento, anche la gratificazione economica di queste persone. Non si possono pagare le persone perché sono fedeli o fanno parte di un clan o di una cricca. È che viene da chiedersi se certi messaggi che sono uno sfogo e che però sono sintomatici di un fortissimo malessere popolare diffuso arrivino a chi debbano arrivare, oppure forse non se ne rendono ancora conto. Torniamo su questo discorso, ma dobbiamo fare andare la pubblicità tra poco. Prendiamo anche il nostro discorso relativo alle liberalizzazioni. Sostanzialmente, che cosa vogliono dire? Facciamo il caso del Veneto in modo che possano comprenderci anche chi ci segue dal Friuli Venezia Giulia anziché dal Lazio. Insomma, vediamo un po' di fare il quadro per il commercio in modo particolare. Cosa ha significato? Perché c'è chi ha detto non ha cambiato niente sostanzialmente. Beh, qualcosa è cambiato. Intanto diciamo, sulle liberalizzazioni dicevo, io sono molto favorevole, anche se non tutte mi convincono, anche se su alcune avrei messo un po' più il piede sull'acceleratore e le avrei fatte un po' più profonde, penso in particolare, per richiamarmi alla telefonata di prima, ai notai, ai farmacisti e a tanti altri settori che richiederebbero una vera liberalizzazione, perché così si sono ampliati, diciamo, i contingenti, però non c'è stata e non è stata effettuata una vera liberalizzazione. E penso anche in particolare a quelle liberalizzazioni che porteranno davvero dei risparmi nelle tasche dei cittadini e delle imprese, e penso in particolare all'energia. È stata prevista questa separazione tra ENI e SNAM e quindi questo dovrebbe produrre nel tempo dei frutti, ma penso anche e soprattutto a tutte le municipalizzate, va bene, che in realtà sono state privatizzate con capitale pubblico e non sono soggette a libera concorrenza.
Dicevo, se c'è un settore che è stato liberalizzato fin dal 1998 è il settore del commercio, perché con la legge Bersani il commercio è stato liberalizzato, quindi noi siamo abituati alla liberalizzazione e quindi siamo anche un po' sorpresi appunto quando vediamo certi atteggiamenti, anche alcune forme di protesta molto accentuate rispetto a questo principio. Dall'altra parte, quello che noi non abbiamo condiviso e sul quale ci siamo opposti e abbiamo trovato un'ampia convergenza anche da parte della Regione Veneto, oltre che dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, è sulla liberalizzazione e il tema della liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali. Ecco, esatto, questo è il punto della situazione che non è compreso dai non addetti ai lavori. Sì, allora il decreto Salva Italia prevede la liberalizzazione totale delle aperture domenicali, Pasqua e Natale compreso, va bene, quindi di tutte le festività anche civili e religiose si può tenere aperto 24 ore al giorno. Ora io credo che questo provvedimento che è stato fatto in nome della concorrenza, perché il governo lo Stato in materia di concorrenza e le regioni invece si scontra con le competenze che ha la regione in materia di commercio. Ora io credo che il commercio sia una materia che una volta salvaguardati diciamo, i requisiti della concorrenza, ma bisogna capire qual è il limite, va bene. Dall'altra parte il commercio ha una forte ricaduta diciamo, sul territorio, certo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale. Allora noi abbiamo chiesto alla Regione Veneto di riappropriarsi della propria competenza in materia di orari e di limitare e di regolare meglio le aperture domenicali. Per cui si è arrivati a una legge regionale che prevede 16 aperture domenicali nell'arco dell'anno più le 4 o 5 del periodo natalizio per un totale di 20-21 e cioè sono aumentate rispetto alla situazione precedente di 8 domeniche. Ma questa è una competenza concorrente tra la Regione e questa lo Stato? È una competenza che adesso siamo in una situazione di grande confusione perché rispetto a questo provvedimento la grande distribuzione ha fatto ricorso esatto, perché la grande distribuzione poi il TAR gli ha dato la sospensiva. Ora, il 22 di febbraio il TAR deciderà definitivamente se confermare la sospensiva oppure no. La Regione, assieme alla Confesercenti, assieme alle organizzazioni sindacali, si opporrà alla sospensiva e dovremmo attendere la Corte Costituzionale che vuol dire che nel frattempo loro possono aperto. esatto. E invece noi diciamo no, la sospensiva intanto si applica alla legge regionale perché noi riteniamo che la Regione sia competente in materia e si aspetta la Corte Costituzionale che si esprime se su questo provvedimento ha ragione lo Stato o ha ragione la Regione. Io aggiungo questo. 2 considerazioni. La prima è di tipo sociale. Quando noi parliamo di orari 24 ore al giorno, di aperture tutte le domeniche, abbiamo in mente un'idea di una società tutta proiettata al consumismo. Nel senso che il momento del consumo diventa il bisogno primario è il modo attraverso il quale la gente utilizza il proprio tempo di domenica. Io penso che sia profondamente sbagliato nel senso che le società evolute, anche nel resto d'Europa, le società più evolute sono quelle società che hanno il tempo per l'acquisto, il tempo per la vita, diciamo, con la famiglia, il tempo per il divertimento, il tempo per le cose che ritiene di dover fare. Quando si dice noi abbiamo fatto un provvedimento
che nessun altro paese in Europa ha. Dicono una grande verità, ma questo è un risultato molto negativo, perché questo tipo, diciamo, di impostazioni ce l'hanno i paesi che sono quelli che vengono definiti paesi emergenti, dove non hanno nulla, sono grandi città, hanno dei soldi da spendere, le regole saltano tutte, va bene, per cui noi invece nel Veneto, che voglio ricordare, perché spesso si fa riferimento su questi argomenti alle grandi città e dicono le grandi città sono aperte tutti i giorni, premesso e tutte le ore, premesso che non è vero, a partire da Parigi, dalla Francia, che è una grande città, va bene, e da tutti questi paesi europei evoluti. Ecco, la cosa che voglio dire è che noi non siamo città metropolitane, il Veneto siamo, non viviamo, i cittadini non vivono da cittadini metropolitani, ma vivono da cittadini che abitano in piccole città capoluogo, certo, in piccoli paesi. Assolutamente, lo interrompo solo un secondo che c'è una telefonata. Pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove chiama? Sì, da Vicenza, proprio volevo dire altro che involuti. Stiamo tornando, ma peggio secondo me del Medioevo. Guardi signore, lei parla bene, ma io le chiedo solo perché fino al 15 di novembre scorso Bersani, l'opposizione tutti, andavate in piazza ogni giorno e giustamente eravate quei precari e adesso vi siete dimenticati che ci sono precari, che le ditte chiudono giorno dopo giorno. Con quelli sui tetti eravate e continuavate a dire basta, 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 e avete aspettato che cosa? Dov'è la responsabilità dei partiti, degli uomini che fanno politica? Il signor Franceschi comunque rappresenta i commercianti. Non so di che cosa. Sì, ma so che è della sinistra. So che è della sinistra. Se lo dice lei. No, no, è apartitica come associazione. No, di volevo categoria. dire anche il signor Cacciari, tutti quanti, li sento supponenti coi più deboli. Siete tutti pro questo governo delle banche, dei ricconi proprio. Siete tutti, avete un fastidio proprio su quelli che adesso devono ripagare di nuovo questa tassa. Vi ricordate che è stata messa dopo Tangentopoli del 92 perché avevate succhiato tutto? Non dico lei perché è giovane, ma i politici, 60 anni, hanno succhiato tutto e nel 92 il grande Amato, quello dei 40.000 euro al mese, che ha sistemato l'ICI sulla prima abitazione, e poi la RAI, il canone, che è ingiusto perché la RAI si vede che è faziosa e dei partiti. E adesso ci troviamo che dobbiamo versare il canone e poi vediamo che i nostri soldi, che i sacrifici veramente, perché il sacrificio oggi, tutto è sacrificio per noi cittadini. E vedi l'isola della stupidità. Va bene. No, ma scusi signora, ma non ho capito il suo sfogo. No, è sfogo signora, però è anni che lo diciamo questo. Lo so, però, e che si continua, vanno a dare soldi a Sanremo, ma soldi a palate. Io mi chiedo, ma questi sono andati fuori di testa tutti? E qualsiasi che venga, guardi, basta buttarli via tutta questa gentaglia qua. Forse bisogna dare dei segnali molto forti e non sono ancora arrivati. Grazie comunque del suo intervento. A me fa piacere che anche abbia telefonato la signora, come anche il signor Roberto, cioè perché sono segnali proprio di una situazione che basta non fare di tutta un'erba un fascio, nel senso che io non sono nulla di tutto quello, forse non ha capito bene cosa faccio io. No, comunque per precisare per la signora, Maurizio Franceschi, lo ripeto magari se è sintonizzata più tardi, è direttore generale della Confesercenti, quindi commercianti della regione Veneto, rappresenta la categoria del commercio. Apartitica, associazione che deve essere assolutamente apartitica perché rappresenta trasversalmente la categoria. Comunque le manifestazioni, le telefonate stanno a rimarcare che a fronte di tutto questo c'è un malessere molto molto diffuso. Ormai è vero che si rischia in generale con i politici che a volte intervengono anche nelle nostre trasmissioni, nei dibattiti, eccetera, di fare di un'erba un fascio. Che magari ci sono politici che giustamente dicono io sindaco prendo 1.500 euro di stipendio. Bisogna stare molto attenti. Bisogna stare molto attenti a questo. O magari ci sono certi che
in regione, per fortuna, con il nuovo statuto si sono decurtati, hanno preso dei provvedimenti, in Regione Veneto, sono decurtati, hanno preso dei provvedimenti, eccetera. Comunque sono sempre signori, stipendi che di tutto rispetto prendono bei soldi. Però il rischio è questo, perché? Perché ormai la gente è veramente stanca, in sofferenza, non ne può più. E certi provvedimenti non sono più accettati, non sono considerati, io lo dico perché vedo dai messaggi che arrivano, non sono considerati di equità. Non è equo, giustamente quello che diceva, non siamo nelle grandi micropoli, allora questo non è un provvedimento equo, è un provvedimento che può andare bene per Milano, ma non può, per Torino al limite, ma neanche bisogna vedere i torinesi come sono abituati. A Milano sì, perché a Milano domenica alle ore 13:45 la piazza è piena, la gente fa shopping, ma Milano è un'altra realtà. Ma allora, allora è giustissimo questo ragionamento, premesso che se fosse per me Sanremo e l'Isola dei Famosi potrebbero chiuderla domani mattina, nel senso che non ho nessuna, non sono mai attratto, diciamo, dal guardare questo. Però gli ascolti di questa gente testimonia che piace sta cosa, ecco, però allora bisogna appunto dire alla signora, bisogna anche dire alla signora che probabilmente c'è una società che si riconosce molto in queste cose, perché altrimenti se non avessero uno share alto non le farebbero assolutamente. Bravissimo. E allora c'è un problema anche della società, per com'è, per come si esprime, per come manifesta, diciamo, anche i suoi comportamenti, a partire ad esempio dall'evasione fiscale, perché anche qui sono comportamenti di singole imprese, di singoli cittadini, sia delle imprese sia dei lavoratori dipendenti. Quindi è anche un tema, se vogliamo, di tipo culturale, del fatto che ognuno di noi è molto individualista e non si preoccupa mai invece degli interessi generali che poi hanno una ricaduta positiva anche sulla sua vita nel momento in cui si dovesse trovare in qualche difficoltà. Però per quanto riguarda il tema della liberalizzazione, è vero, alcune città, grandi città, possono giustamente avere queste esigenze perché i cittadini vivono da cittadini da grandi città e metropolitane. Non c'è molto oggettivamente come opzione. Ma qui i cittadini, questo provvedimento serve solamente alla grande distribuzione, perché bisogna dire le cose come stanno, che tra l'altro ha fatto ricorso, e cioè io sono molto scandalizzato del comportamento della grande distribuzione, perché la grande distribuzione, dopo essere venuta in questi nostri territori, qualcuna è venuta anche da fuori e io non ho assolutamente nulla, anzi sono molto aperto, sono venuti ad occupare territorio, a creare problemi alle infrastrutture, d'accordo? A mettere in serio difficoltà la vita delle città e dei negozi delle città. Oggi vogliono imporci anche un loro modello economico e di vita, perché poi significa anche cambiare i modi di vivere e le abitudini e le consuetudini in un modello sul quale io non mi riconosco assolutamente. Io non mi riconosco nel modello in cui il pensiero delle persone, la vita delle persone e il tempo delle persone deve essere legato solamente ai consumi, soprattutto se parliamo di territori fatti di piccoli comuni, va bene, dove noi dobbiamo avere l'intelligenza di salvaguardare questi comuni, la vita di questi comuni, le comunità che ci sono, quindi le attività che lì insistono. Questo tipo di provvedimento, va bene, invece crea l'opposto contrario, metterà ulteriormente in crisi il sistema delle città, i negozi che si troveranno ancora di più in difficoltà e quindi verranno chiusi, e ci troveremo delle città svuotate di funzioni, perché il commercio è la funzione, diciamo, l'attività, il servizio più importante che una città ha. Se noi togliamo questo, ci troviamo delle città, va bene, fortemente, diciamo, dequalificate. Allora io sono contrario a queste cose, è un problema prima ancora che economico, va bene, è un problema di come una società e un territorio vuole organizzare la propria vita e vuole vivere. Per questo la Regione Veneto ha fatto bene a fare questo provvedimento, noi l'abbiamo sostenuto. Trovo che sia un comportamento arrogante quello della grande distribuzione,
che non si è accontentata di passare da 8 a 16 domeniche, che sono il doppio. Sì. Poi adesso andiamo subito in pubblicità. La domanda che mi chiedo ha comunque un costo, perché al di là di situazioni che poi devono essere risolte, di lavoratori che si trovano a lavorare 7 giorni su 7, a non aver recuperi idonei alla vita della famiglia, situazioni varie che comunque devono essere risolti, ha un costo perché il personale comunque deve esserci sufficiente per le turnazioni, per recuperare orari eccetera, per cui riesce a sopperire al costo, ovvero la massa che fa la differenza, perché non è il singolo ma è la massa, riesce a esaurire questo tipo di esigenze, quindi ci sono masse critiche. Questa è un po' la domanda, lascio in sospeso perché diamo un po' la considerazione. Se poi voi dovete fare considerazioni, approfittatene per chiamare nello spazio pubblicitario, sarete ricontattati dalla nostra regia tra poco. Ritornando a noi, ci sono dati, analisi che sono state fatte, mi sembra di sì, di recente, che facciano capire che cosa va bene alla gente? Perché anche questo è un discorso. Io credo che la grande distribuzione faccia una scelta che è onerosa di principio, in virtù del fatto che ci sono delle analisi che sono state fatte di marketing che danno un certo tipo di risposta. Perché altrimenti... La scelta della grande distribuzione, soprattutto in questo momento, è una scelta della disperazione. Della disperazione? Sì, della disperazione, mi spiego meglio. La grande distribuzione in tutti questi anni di crisi comunque è riuscita a ritagliarsi un mercato che gli permetteva di guadagnare, diversamente dalle piccole imprese della città e dei centri urbani o delle frazioni che hanno incominciato a soffrire da molti anni a questa parte. La grande distribuzione in qualche modo si salvava. Da un anno a questa parte la crisi ha travolto anche loro. Hanno avuto quindi dei cali anche loro, molto consistenti, tanto che hanno ancora una volta rivisto l'organizzazione del lavoro dei lavoratori, che i lavoratori della grande distribuzione hanno delle condizioni molto più sfavorevoli rispetto alle condizioni invece dei lavoratori dipendenti dei piccoli negozi. Ne sanno qualcosa le organizzazioni sindacali, va bene. La grande distribuzione, per salvarsi, che cosa ha spinto sulle aperture domenicali? Perché che cosa succede? E con le aperture domenicali non è che aumentino complessivamente i consumi, come hanno tentato di dire, e che aumentava anche il PIL di un punto e mezzo. In realtà la loro indagine stessa, che hanno svolto ormai un po' datata a circa 2 anni, intanto dice delle cose molto significative, tenuto conto che sono loro che hanno chiesto alla Bocconi di svolgere l'indagine. Emerge che la stragrande maggioranza della gente non è così interessata alle aperture domenicali come loro dicono, tanto che un 60% circa degli intervistati dice che non cambierebbe comunque la giornata di acquisto. E questa la dice tutta, no? Sempre gli intervistati, ad esempio, dicono che solo il 7% frequenterebbe di più le città se i negozi fossero aperti, perché le città sono degli attrattori indipendentemente dal fatto che i negozi sono aperti o meno, perché sono luoghi molto belli dove la gente, se sono bei luoghi ovviamente, per questo bisogna puntare molto sulla riqualificazione e sulla bellezza dei nostri centri. La grande distribuzione invece da questa indagine dice che ci sarà uno spostamento, va bene, di quota di mercato di circa il 20%. Da dove? Da un'area verso la grande distribuzione, per cui e questo avviene di domenica. E loro sono ovviamente nella loro disperazione, hanno la necessità, hanno bisogno come l'ossigeno, diciamo, di avere le aperture domenicali, perché solo così riescono in qualche modo a garantirsi dal punto di vista dell'impresa. Però tenga conto che questo vale, quando parliamo della grande distribuzione, bisogna un po' entrare un po' più nel merito, perché la grande distribuzione è fatta di grandi superfici e poi ci sono le gallerie commerciali. Certo.
fate di piccoli negozi. Ecco, i piccoli negozi, ad esempio, stanno subendo questa volontà della grande distribuzione di tenere aperto, e che purtroppo hanno dei contratti che li costringono a tenere aperto, perché il vantaggio ce l'hanno solamente le grandi superfici, mentre i negozi, quelli più piccoli, nel tenere aperto, se passerà, io mi auguro di no, va bene, a loro favore la sentenza, avranno molte difficoltà. Però comunque si tratta sempre di franchising, di solite marche, perché poi nei centri commerciali si trovano sempre quelli. Cioè anche loro sono tutti quelli, ci sono anche alcuni indipendenti, però io so di importanti aziende, molto importanti, che hanno detto: se noi dobbiamo tenere aperti sempre tutte le domeniche probabilmente pensiamo di uscire dai centri commerciali, perché diventa non un vantaggio ma un costo. Assolutamente, questo è indubbio. Questione di prezzi, perché poi alcuni giustamente hanno ribattuto, però le offerte nella grande distribuzione ci sono, nel piccolo invece non... Questa questione dei prezzi, in tempi diversi era più difficile affermare ed essere in qualche modo creduti nelle cose che si dicevano. Oggi invece tutti i dati dicono che non ci sono prezzi migliori nella grande distribuzione. C'è un'altra cosa nella grande distribuzione, c'è la capacità di far credere ai consumatori che spendono meno, perché la grande distribuzione, per la capacità che ha di comunicare in modo unitario, va bene, ed è per questo che vorrebbero anche la liberalizzazione dei saldi e delle vendite promozionali, non perché loro vendono meno, ma perché attraverso la comunicazione possono comunicare che fanno gli sconti. Il problema è, alla fine, quel prodotto, anche se scontato, va bene, ha davvero quel valore, o è tutto un fatto, diciamo, di comunicazioni che io a volte definirei anche ingannevole? Questo è un altro discorso, perché poi anche come il discorso praticamente dei cittadini della moda, no? Bisogna che si renda conto di una cosa, il consumatore forse già l'ha realizzata, che ci sono produzioni di firma, di Griff, che vengono fatte esclusivamente per questo tipo di cittadelle strutture, per questi grandi mercati, che poi non troverai mai nel negozio monomarca della situazione, perché sono destinate a questo tipo di produzione. Oppure trovi il prodotto dell'anno antecedente, che se per l'uomo secondo me ci sta, perché l'uomo ci sta, per la donna insomma è una questione diversa. Per l'uomo, perché io sono andato a vedere l'outlet di Noventa, sono andato a vedere, ovviamente non faccio i nomi, va bene, però i negozi che vendono abbigliamento maschile, e alcune anche firme prestigiose. Io conosco che cosa fanno le firme prestigiose, e devo dire che io non ho trovato nulla in quel negozio di quello che si vende nei negozi, e cioè quella merce è merce fatta appositamente, si vede che ha una qualità nettamente inferiore, per cui la gente si accontenta della Griff, ma non della qualità del prodotto, perché se guardasse la qualità di quel prodotto confrontandolo con i negozi... magari molti credono che quello sia quel prodotto, che è impossibile che la Griff faccia una qualità inferiore. Non è così, salvo qualche eccezione, però nella maggioranza non è così. Quindi si gioca tutto nella comunicazione, cioè la forza della grande distribuzione non sta tanto nel prezzo, lo era nella fase iniziale, agli albori, quando è nata la grande distribuzione. Il fattore prezzo era molto evidente, va bene, concorrenziale rispetto al commercio della città. Oggi è molto più competitiva la città, perché la città ha più negozi, con un'offerta molto più diversificata, con dei prezzi che sono estremamente concorrenziali, perché se lei gira, tutti noi giriamo le città, ormai vediamo che l'offerta in alcuni casi è anche forse eccessivamente verso il basso. Nella stragrande maggioranza le città dovrebbero mantenere anche... L'alimentare però, ho fatto a parità di prodotti, non so, quella marca ben precisa, quella scatola di biscotti, facciamo l'esempio, costa di più. Costa del piccolo supermercatino, non è neanche supermercatino, quel negozio, quella bottega,
Ci sono sempre ed è giusto così, se posso dire. Ma il cittadino non è incentivato ad andarlo a prendere, no, ma il cittadino, a metterci piede dentro. Non tutti i cittadini, perché io ad esempio ci vado, ma non perché mi piace spendere di più, perché io piuttosto di prendere l'auto, va bene, a mettermi in coda e andare al centro commerciale, va bene, preferisco a piedi andare nella mia città, spendere anche qualcosa in più per quell'acquisto là, perché non faccio i grandissimi acquisti, va bene, per fare quell'acquisto là, perché quel commerciante, per il fatto di essere lì, mi garantisce un servizio ed ha dei costi che non riesce ad ammortizzare come fa la grande distribuzione, va bene. Però sono singoli casi di negozi altamente specializzati, perché anche le città, da un punto di vista dell'alimentare, ad esempio cito un caso che conosco bene, Mestre, ha tante di quelle superfici di medie dimensioni, va bene, che sono tranquillamente, va bene, e dentro la città, proprio nella parte centrale, superfici da 500, 1000, 1500 metri, va bene, che sono tranquillamente concorrenziali con Yaoshan, la grande distribuzione che c'è. Insomma. Con i supermercati. Quindi le città, in realtà, se uno le vuole guardare davvero, va bene, perché ormai si è perso anche l'abitudine di guardare che cosa offre la città e si parte per schematismi fatti. La città è il piccolo e basta, la grande distribuzione. In realtà la città è fatta di piccolo, ma anche per quanto riguarda l'alimentare, che è diciamo, la spesa che si fa settimanalmente, l'offerta della città è molto ampia. Bisogna guardare però. Ma forse anche, come giustamente lei ha detto, deve imparare la città, i centri commerciali più piccoli, a giocare le carte della grande distribuzione, vuoi con una comunicazione idonea, vuoi con tutti quegli allettamenti, perché a questo punto se quel modello al cittadino attira e piace, perché indubbiamente vai in qualsiasi centro commerciale, raramente lo trovi deserto, ce ne sono alcuni perché possono essere magari pericolosi, non gradevoli, in certi orari vengono desertificati naturalmente dalle persone normali, ma la maggior parte sono parecchio affollati. Allora cos'è quel modello che manca al centro cittadino? L'accessibilità, perché poi molti ti parlano giustamente dell'accessibilità, il fatto della comodità. Cioè un'obiezione che viene fatta, io glielo dico per il centro di Padova ma anche di Abano Terme, tanti lamentano e dicono per forza ogni volta che vado mi prendo una multa. Allora lì non puoi pretendere, parlando con Nicola Rossi, presidente della Confederazione, dice effettivamente è vero, o Ivo Rossi, vice sindaco di Padova, anche lui condivide certe situazioni. Chiunque può dire non posso prendere la macchina, posteggiare, prendere il pulmino, andare in centro, fare la spesa con 3 borse o il carrellino, il pulmino, la macchina e andare a casa. Vado al centro commerciale, faccio le mie cose, fine stop. E alla fine la città si dimentica. Quindi una maggiore elasticità, un'accessibilità migliore. C'è un problema, è giusto. Cioè tu usare delle carte che c'è possono un problema di accessibilità alle città, questo è fuori discussione. E quindi le città da questo punto di vista sono meno competitive rispetto ai centri commerciali. Cioè una multa da 50 euro pesa una famiglia adesso. Sì, e quindi c'è tutto il problema dell'accessibilità, della dotazione di adeguati parcheggi, va bene, dove certamente in città bisogna pagare, magari con dei ragionamenti sulle tariffe che dovrebbero essere fatti in base anche alle fasce orarie, d'accordo? Quindi la città in qualche modo dovrebbe essere ripensata da questo punto di vista, perché se deve essere funzionale anche alla vita delle persone nel momento degli acquisti, una città va ripensata e le nostre città fino ad oggi non sono state pensate anche nella loro infrastrutturazione di servizi al fatto che lì ci stanno delle attività commerciali o anche di altro tipo, no? E qui il grande sforzo che devono fare gli amministratori, che basterebbe che anche loro con un po' di umiltà si guardassero un po' attorno agli esempi di alcune città nel resto d'Europa, ma anche in qualche città italiana, come si sono affrontati questi temi, no? A partire dal fatto però che noi dovremmo pensare anche quali sono
i costi e che cosa abbiamo perso con la realizzazione della grande distribuzione nelle aree verdi e nelle cinture. Ma lì va fatto comprendere ai cittadini nel modo più consono, perché poi bisogna capire alla fine quali sono i vantaggi, il bilancio, va bene, andrebbe fatto complessivamente, e che capisco essere un po' difficile, però una delle cose, e concludo, è che la grande distribuzione, quello che noi chiediamo alla Regione la prossima legge, basta grande distribuzione perché ce n'è già tanta nelle aree verdi a ridosso della città, che ormai stiamo utilizzando tutto il verde che c'è. Se la grande distribuzione vuole collocarsi, si collochi dentro la città, va bene, recuperi alcuni spazi e aree, faccia i parcheggi sotterranei, va bene, e diventi una parte integrante, collabori, va bene, al rilancio della città. Quindi può essere una proposta provocatoria che vediamo che tipo di risposta potrebbe avere. Grazie Maurizio Franceschi di essere stato qui con noi, grazie a voi di averci seguito, di aver partecipato. Io vi lascio adesso al TG. Grazie.